tutti di buon lavoro, auguri con affetto e con calore che mi sento di manifestare non solo per i rapporti, direi gli intrecci che ci sono stati tra il Partito Sardo e questo sindacato, che l'intervento che mi ha preceduto vi ha bene illustrato, ma perché c'è una comunanza di temi, che sono i temi dell'identità, della nazione, della etnia. Questi sono gli stessi temi che voi troverete negli scritti del bellissimo libro di Gianfranco Contu, che contiene scritti, brani, pensieri, riflessioni di tanti sardi importanti. Simon Mossa, che è stato citato nell'intervento precedente, che molta parte ha avuto nella elaborazione del concetto di etnia, nel portarlo avanti e anche nella nascita di questo partito. Simon Mossa, al quale io sono molto legato perché ha rappresentato un avanzamento per questo partito. Se ne era allontanato, poi è ritornato e ha fatto molto per noi. Ma anche gli scritti di Zampa, che io ammiro personalmente perché secondo me è il simbolo della identità, della forza, nelle cose che dice, come le presenta. Non a caso il suo intervento nel libro è in sardo. Vado a chiudere dicendo che identità, nazione, etnia sono temi importanti, sono temi decisivi per i sardi e per la conquista della libertà, e questo sindacato è un'affermazione di questi principi, di questi fatti, e io direi che è un baluardo nello stesso tempo, perché dimostra che il popolo, nonostante le dominazioni richiamate dai cartaginesi per finire con i piemontesi italiani, ha saputo elaborare, assorbire e rimanere popolo e conservare la sua identità. È un simbolo questo sindacato di questi temi che dicevamo. E io chiudo con una nota, diciamo così, di attualità. È un simbolo che, come ha detto Zampa prima di me, è nato dalla coccettaggine, dalla testardaggine di un gruppo di uomini, poi si è allargato, si è ingrandito, e con soddisfazione io vedevo che finalmente, rinunciando forse a qualche privilegio da parte di altri sindacati, poteva essere rappresentato nel CREL, perché è giusto per il sindacato, per i sardi e per la Sardegna. Oggi mi dicono che questo non è più così. Allora io voglio approfittare di questa platea, non so se c'è la stampa, per dire che se il CSS venisse escluso, se sarà escluso, questo è non solo un fatto ingiusto, ma è un fatto che ci riporta indietro verso quel cammino che dicevo per l'indipendenza. Questo partito farà di tutto, denuncerà questo fatto, e farà di tutto perché sia presente nel CREL, senza nulla togliere agli altri sindacati, ma riconoscendo il giusto a questo sindacato.